Formula 1 fa ritorno a San Paolo con il Gran Premio del Brasile, pronto a farci emozionare. Come quando Sebastian Vettel ha vinto il suo terzo campionato piloti nel 2012 o Max Verstappen nel 2016 ci ha sbalordito con una prestazione sotto la pioggia impressionante. Interlagos ha la caratteristica di essere un circuito antiorario. Il pubblico paulista affolla gli spalti lungo tutte e 15 le curve di questo storico circuito lungo 4,3 km. Due velocissime sezioni incorniciano il celebre settore 2, estremamente tecnico, dove mantenere la velocità in uscita dalla Yunsao, in una delle due zone di RS, sarà fondamentale per riuscire a sorpassare oggi. Ora mi chiedo, Luca, i team di metà classifica tendono sempre a destabilizzare la gara e a mettere in difficoltà le scuderie più in alto. Quindi, secondo te, ci saranno pit stop anticipati? Se ti trovi a metà gruppo hai una gara diversa da affrontare. Non credo che il loro primo pensiero sia quello di far preoccupare i più forti. Invece dovremo aspettarci dei pit strategici nelle zone alte della classifica. Ad esempio, se sei secondo o terzo, portare dentro i box una delle due vetture per una sosta anticipata mentre l'altra viene lasciata in pista può mettere molta pressione al leader della gara e magari indurlo in errore. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Leclerc, Sainz, Max Verstappen e Vettel, l'uomo della pioggia, Ricciardo. Belle raga, tutti il comandone veneziano, settimo posto. Comunque dalla prossima gara ad Abu Dhabi proviamo il 95, Ci voglio provare per fare già un piccolo benchmark. Vabbè, chissà chi, no, non lo dice, vabbè, non mi interessa. Gara dove forse ci sarà un po' di pioggia, ma non credo, perché comunque venendo un po' è solo una nuvoletta, ma non si sa, staremo a vedere. Vabbè, andiamo. Nonostante il settimo posto voglio provare il 95 ad Abu Dhabi. Avevo fallito io qua la qualificazione, onestamente ho fatto un ultimo giro molto svogliato. Ecco, mi sono buttato un po' in maniera aggressive. Qua è stato veramente... Vaffanculo, vaffancuore. Per fortuna nessun danno. C'è andata veramente bene, ma alla S di Senna è sempre tutto pericoloso in partenza. Bottas è pronto a vincere il suo primo mondiale. Che culo. E vediamo cosa combiniamo. Se vediamo che facciamo malissimo, allora possiamo cominciare la stagione con più tranquillità. Ci conviene fare così, onestamente. Qua sono 36 giri di passione. Buona partenza, ottimo lavoro. Vai, 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 vai. Buono, tanto Verstappen è già un po' più distante. Qua abbiamo Sainz Junior, che ce lo ciucciamo tranquillamente. Sainz Junior. La macchina va che è un piacere però, proprio... Dai, vecchio come. Niente, non riusciamo a superare Sainz Junior, che presto sarà della Ferrari. In realtà purtroppo pilota discreto, ma sicuramente non il campioncino che sogniamo. Io volevo Lando Norris, il piccolo Lando volevo. La sosta, safety car adesso, fuori Ricciardo. Ed è prevista anche pioggia, adesso vado ai box, metto le medie e poi vediamo. Sarà una gara incasinata, ho allungato di tantissimo proprio per vedere, capire il discorso pioggia, ma mo vediamo. Comunque beccare la safety car in questo momento è un colpo di culo incredibile. Al 19esimo laps, Ricciardo fuori.
Mettiamo le medie, tutti quanti hanno le hard. Sosta gratuita. E in caso se serve metteremo le intermedie perché tra poco piove. Tutte le soste a disposizione. E siamo quinti. Hamilton ha anche dei problemi, mi ha detto il mio ingegnere, quindi proprio mondiale finito. Siamo quinti. Ma no, Sainz è davanti a te. non capisco perché non riesco più a settare 3,2 secondi. il microfono. C'è Raikkonen dietro di te. Il distacco dalla vettura dietro di te è 3,0 secondi. Montagomme dure usate. Secondo me la pioggia non creerà problemi, spero. 0,6 secondi. Che io comunque ho le medie, loro le hard, se non piove vinco, potrei vincere. Corsa con queste gomme. Mancano 17 giri. Non pensiamo che rimarrà asciutto a lungo. La pioggia potrebbe iniziare in qualsiasi momento. Bisogna capire quanto dura l'intensità. Asciutto sembrano le più indicate per ora. Comunque Hamilton problemi, ha perso 2 posizioni, era primo e terzo. Noi siamo di nuovo dove c'è Carlos Sainz Junior. Mick è settimo. Adesso mi devo sparare i giri con le medie, tutti gli altri con le hard, salvo Wet. Andiamoci a riprendere la lotta. Deve fare la partenza perfetta. E comincia anche a piovere. Ok, via libera. Abbiamo Gigi che c'ha anche problemi. Doppio sorpasso da fenomeno. È mosso cazzi vostra. Ragazzi, pausa per telefonata come indiana, non capitava da un po', sono stato per un quarto d'ora e ho perso molto la concentrazione. L'ho persa veramente molto, porca miseria. Fancuore, ma non potevano rispondere. Attenzione che qua... No, subito bagnato, però dai, no subito, no subito. Se ho perso la concentrazione devo superare Bottas e Charles, però... Che sfiga, non poteva non piovere, era prevista pioggia forte però. Il meteo cambia tanto, è bellissimo. Queste condizioni mettono le auto in difficoltà. Fermandoci ai box per mettere le gomme intermedie diventeremo troppo lenti e le bruceremo. Cerca di continuare così per adesso. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Questo, ok. Dopo il regime di safety car ci sta, però cazzo, abbiamo le medie noi, dai. Comunque Hamilton problemi grossi per Gigi, sta prendendo posizioni a manetta Gigi. Bottas va a vincere con un culo gigantesco. Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore. Andata. Avevo in mano tutto. Succede anche un patatrack. Zio porco. Zio, proprio zio. Classico zio. E diamo inizio ai meritatissimi festeggiamenti. Vince Bottas, spreco, e di questo è il mio problema, che spreco punti a manetta. Per la vittoria a questi livelli è tutt'altro che un gioco. Vince Valtteri. Ufficiale, abbiamo un nuovo Sì, non mi interessa niente di sto stronzo, però. Formula 1. Cazzato nero sono. Ritiro che non ci sta minimamente. Proviamo comunque a 90 la prossima gara, 95 scusate, ma vaffanculo, va. Dio Cristo, ma come si fa a fare errore così? Bottas vince il mondiale, Hamilton primo anno, Valtteri secondo, Mercedes tutti e due i costruttori sia il primo che il secondo anno. Ma qua ho buttato via qualcosa. Questa giornata incredibile. Chi è stato il migliore in pista per te? Direi che la Finlandia l'ha fatta da padrone. Schumi quarto, bravo. Riferisco a Bottas. Grande velocità e ottimo lavoro. Ritiri per Veneziano e Ricciardo. E si assicura il titolo costruttori. Vabbè, noi rimaniamo quarti, terzi, ok nella costruttori, ma non possiamo fare sti errori, brutto errore, veramente brutto. Come ho fatto, vedi, perché sono stato al telefono, ho perso la concentrazione.
Quante ne ho tirate giù, ragazzi, off camera. Brutto ritiro questo, dopo non ci voleva, ho voluto fare un'altra vittoria a mio parere. Alleniamo il nostro pilota. Vabbè. Siamo addirittura primi adesso. Abbiamo tantissimi soldi che investiremo tutti a fine anno. Teniamo Mick ovviamente perché voglio far vincere un titolo a Mick. E niente raga, che dire, è pazzesco. Ok, siamo alla prima scuderia, siamo, beh qua ripeto, facciamo a fine stagione tutte le varie cose, qua sono riuscito a mantenermi così, comprando di tutto, quindi sono stati anche bravi. Facciamo una familiarizzazione del circuito e poi basta, 95% difficoltà, più di così penso sarà impossibile per noi, vediamo, se vediamo che è troppo duro andiamo a 93. O se no torniamo a 90, comunque insomma, purtroppo sono questi i miei problemi, che posso fare grandi gare dove vinco, faccio pole, a queste battute del resto. Qua in Brasile però ero veramente il favorito per vincerla, Ho proprio sbagliato io come un pirlotto. Siamo la prima scuderia come prestazioni però, Vai. Il prossimo anno abbiamo un potenziale incredibile perché abbiamo 4.000 praticamente da spendere di risorse. Possiamo fare veramente una macchina devastante. Ci sarà un bel cambio di livrea. E cambieremo sempre livrea ogni volta, ispirandoci sempre a macchine del passato. Mi fa piacere. Adesso vediamo. Mai giocato a sto livello di difficoltas. Teoricamente la macchina forte ci può dare una mano, però è chiaro che il Kuma non è un pro. Non ci voleva proprio il ritiro in Brasile, sto rosicando come un mignottone. Brutto errore, vabbè. Io chiaramente non riavvio, però sta un po' sul cazzo sta cosa. Qua l'altro anno ci siamo ritirati. Quest'anno speriamo di far meglio. E il prossimo anno si lotta per il mondiale, raga, ve lo dico. È ufficiale. Ricordo sempre che a Monte Carlo simuliamo, perché se no ci ritiriamo ogni volta, è poco reale. Occhio. Dai, 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 dai. Ok, raga. Con un'incazzatura non da poco. Ci salutiamo. E niente, è andata così. Purtroppo un ritiro che non mi aspettavo. Avevamo tutte le carte in regola. Era proprio il bello della gara. Adesso pioggia, terzo posto con le gomme migliori. È andata così. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!